qual è il problema di cui vorrei parlarvi oggi? Il problema è che di Dante, con il quale ci hanno annoiato a scuola perché ce l'hanno inflitto in tutte le salse, ai miei tempi già alle medie, poi al liceo, poi all'università, il problema è che di Dante non sappiamo un accidente. Da quando Dante è andato a fare l'ambasciata a Roma, e poi mentre lui era in ambasciata a Roma nel 1301, nel frattempo c'è stata una specie di golpe e la parte avversa alla sua ha preso il potere, condannando all'esilio tutta una serie di dirigenti della situazione politica precedente, i Guelfi Bianchi, Dante compreso. Dante ha dovuto stare lontano da Firenze perché lo bruciavano, cioè c'erano delle condanne cioè non era una roba se vieni ti diamo 2 o 3 schiaffetti del soldato sulle orecchie, ti facciamo stare in ginocchio sui ceci in 5 giorni, no, gli faceva la pelle. Quindi da quel punto in avanti il problema per lui era andare da qualche parte dove non gli facessero la pelle. Questo giochino è andato avanti dal fine 1301 al 1321 quando è morto. Di dov'era Dante, di che cosa ha fatto Dante, quando, come, perché, non ne sappiamo praticamente niente. L'unica cosa che sappiamo di sicuro sono le cose che ha scritto. Sto esagerando un pochino ma non troppo e cercherò di dimostrarvelo. Allora, Ernesto Giacomo Parodi, grosso, solidissimo studioso di fine 800, primo 900, un maestro di Schiaffini e quindi nonno di mio nonno che era Gianfranco Folenna, ragionando come famiglie accademiche. Solidissimo studioso, scrive: in tutto l'inferno, fra molti dati che non vanno oltre il 1307, 2 soli potrebbero portarci, l'uno fino al 1312, l'altro fino al 1314. In tutto il purgatorio non un solo dato sicuro allude a fatti del 1314 o posteriori. Con che diritto dunque si asserisce che il poema fosse cominciato nel 1314, chiamando punto di partenza quello che è quasi il punto d'arrivo? Cioè, Parodi, grande studioso, grande storico della lingua, eccetera, oggi ci sembra un po' crudino. Cioè l'idea è, la sua idea evidentemente è: se io non parlo di una cosa che è successa dopo il 1314, vuol dire che non so cosa è successo dopo il 1314. È una cosa che funziona bene in storia per molte cose, quando in storia si ragiona sul terminus ante quem, terminus post quem. In letteratura può essere anche pericoloso. Rovesciamento di prospettiva completo. Tra parentesi, ai tempi di Parodi c'era della gente che scriveva che probabilmente Dante aveva cominciato a scrivere tutto nel 1314. Non era un'idea così balzana, soltanto che era insostenibile perché proprio negli anni in cui scrive Parodi è saltato fuori quello che si chiama l'argomento barberiniano. Cosa sarebbe questo argomento barberiniano? Un certo Francesco Barberino scrive in latino dei documenta e ci fa delle annotazioni. In una di queste annotazioni, che casca più o meno tra 1314 e forse l'inizio del 15, lui dice 2 o 3 righe su cui si capisce che lui sa qualcosa dell'inferno. Quindi è chiaro che se Dante ha l'idea, se esiste in qualcuno che ha letto almeno un pezzettino dell'inferno nel 1314, l'idea che Dante abbia cominciato a scrivere nel 1314 non funziona tanto bene. Rovesciamento completo di prospettiva. Indizio. Giuseppe Indizio è un personaggio straordinario, molto simpatico, un napoletano cresciuto a Milano, bocconiano, laureato in economia, broker assicurativo per grosse società assicurative, e ha scritto una montagna di saggi importanti sulla biografia di Dante.
e continua, adesso pubblicherà una seconda raccolta dei suoi saggi in una collanina che ho il piacere di dirigere io. Bene, Indizio, non polemizza mai, descrive i meccanismi con cui gli studiosi dei nostri giorni tentano di risolvere i problemi, cioè dicono, sì, grosso modo la commedia parla di questo fatto storico, di quest'altro, quindi probabilmente è stata scritta in quest'epoca. Però ci sono delle cose che chiaramente sono molto più tarde. E allora cosa bisogna immaginare? Bisogna immaginare che Dante a un certo punto abbia ripreso in mano la commedia e abbia fatto delle correzioni. E Indizio descrive questa cosa e si vede che non gli piace tanto, gli sembra una specie di trucco che viene fuori dal cappello. Il dispositivo è di semplice applicazione. Ogni qualvolta si incappi in una diffrazione cronologica, a me diffrazione non piace perché vuol dire qualcosa di preciso in filologia, ma insomma in un problema cronologico, un qualcosa che sembra mandare troppo in avanti, troppo verso di noi, si ricorre all'ipotesi del ritocco posteriore, come se la data all'inferno non dovesse essere, direi io, la risultante finale di un'analisi puntigliosa di tutti i riferimenti interni ricavabili dal testo, ivi inclusi quelli posteriori al 1308, ma il suo assunto iniziale, cui conformare in qualche modo le malaugurate diffrazioni che dovessero presentarsi. Cosa vuol dire? Come se, in sostanza, c'è qualcuno che ha deciso che la commedia è stata scritta in quell'anno e tutte le cose che non stanno bene, perché evidentemente sembrano alludere a cose che sono successe dopo, dice che sono state ritoccate. Infine, queste sono le 3 epigrafi che ci ho scritto sopra un saggio che prima o poi da qualche parte pubblicheranno e adesso è al vaglio dei referees, voi sapete che da un po' di anni in Italia scimmiotiamo gli americani e quindi ci sono i revisori anonimi che dicono se sono scritti bene o sono scritti male, se sono degni di essere pubblicati. Va bene. E quindi nel saggio ci metto queste 3 epigrafi che mi sembra quantomeno facciano capire qual è il problema. C'è una bellissima frasetta in tedesco che Ernst Robert Curtius, quello che ha scritto una specie di libro capolavoro che almeno alcuni di voi hanno sentito nominare, Letteratura europea medioevo latino, un librone enorme, scritto mi pare alla fine degli anni 40, in cui si fa un elenco dei principali topoi, luoghi comuni che troviamo nel medioevo latino, poi li troviamo per esempio in Shakespeare o in Dante o in qualche cosa, cioè l'idea di fondo di Curtius è c'era una forte unità culturale nell'Europa medievale e questa unità culturale si travasa paro paro nei libri dei nostri grandi scrittori, che siano libri di francesi, che siano libri di inglesi, che siano libri di italiani, ed è un libro affascinante che da relativamente pochi anni è tradotto anche in italiano. Prima ne esistevano traduzioni, perfino in Messico era stato tradotto, ma non in Italia, no. Bene. Contini racconta nel 51, in un saggio del 51, che un giorno a un convegno, parlando di Dante, Curtius gli ha detto: Dante war ein grosser Mystificator. Dante era un grosso imbroglione. Ovviamente erano 2 grandi filologi romanzi e tutti e 2 appassionatissimi di Dante, quindi è chiaro che non è un giudizio moralmente negativo, è la constatazione di quanto Dante ingarbugli, di quanto Dante ci complichi un pochettino le cose, ci faccia credere delle cose che sono un po' più complicate. Allora, dicevo, sappiamo parecchie cose dei primi 35 anni di vita, per esempio che è nato nel maggio-giugno del 1265, che ha partecipato alla battaglia di Campaldino nel 1289 e poi dal 1302 abbiamo quasi un buco nero. Tra le tante cose che non sappiamo ce ne sono 4 che mi è piaciuto raggruppare. Quando e dove Dante iniziò il convivio e il divulgare eloquenzia? Quando e dove ha deciso di non portarli a termine?
In che anno ha iniziato a lavorare alla commedia come noi la leggiamo? Quando e dove finì l'inferno e il purgatorio? Quando si trasferì da Verona a Ravenna? Noi sappiamo che è stata a Verona per parecchio tempo, la Grande della Scala, e che a un certo punto l'area di Verona, per qualche motivo che possiamo sospettare, congetturare, non gli era più tanto comoda e ha deciso di andare a Ravenna. Bene, i lavori di persone molto giudiziose come il mio amico nel compianto Saverio Bellomo sono pieni di forse, probabilmente, però, ma non sappiamo, così nell'allegato 1 che ve lo butto là, ma non vale la pena di perderci tanto tempo. Cioè, nel 1287 si recò a Bologna probabilmente per frequentare l'università, partecipò ai tentativi di vincita dei bianchi, probabilmente non come combattente, è possibile che soggiornasse a Lucca, eccetera, eccetera. È una delle conferme di questa cosa. Lo stato della questione di quando è stata scritta la commedia è stato rifletto in tante maniere, insomma le cose più sensate mi sembra che le abbia già dette con grande chiarezza Gianfranco Folena. Sono molto orgoglioso di poter dire mio nonno, perché io mi sono laureato con un allievo di Folena, al congresso dantesco fiorentino del 1965. E allora questa cosa di Folena la possiamo tenere qui. Pochissimi elementi sicuri possediamo sulla composizione e pubblicazione, non sappiamo quando cominciò a comporre, se prima dell'esilio o addirittura dopo la morte di Arrigo VII, come altri sostenuto, oppure intorno al 1306, secondo l'ipotesi per me più plausibile. Certo che le prime cantiche dovevano già circolare quando il poeta era intento all'ultima fatica, che dovette concludersi solo nell'estremo tempo della sua vita, se nell'epoca prima Giovanni Virgilio, Dante fra fine 19 e inizio 20 ne parla come opera non ancora conclusa. L'altro terminus antequem assolutamente incontestabile per la pubblicazione delle prime due cantiche è costituito dai primi frammenti presenti nei memoriali e registri bolognesi. Tutti sapete, penso, quali sono i memoriali bolognesi che ci hanno salvato nei loro margini parecchia poesia. Una volta si diceva che i notai lo facevano per togliere tutti gli spazi bianchi, per evitare che poi volessero falsificati i documenti. Forse è una fiaba. Qualcosa del genere lo fanno per esempio nei libri spagnoli che hanno i privilegi di stampa. Allora lì vengono minutamente cancellati tutti i margini, proprio cancellati nel senso etimologico, in modo che non si possa aggiungere neanche una parola quando i libri spagnoli del 500 hanno passato la censura. Ma nel caso dei memoriali la possibilità di aggiungere eccetera di solito venivano scritti sul retro dei documenti, quindi la spiega è che questi notai evidentemente erano tra le poche persone colte dell'epoca, ogni tanto gli piaceva passare il tempo scrivendosi della poesia a memoria. Almeno tendo a banalizzare così. In ogni modo ci sono dei memoriali del 17 che hanno dei pezzi di inferno e del 19 per il purgatorio. E poi c'è il famoso argomento barberiniano ricordato dallo stesso Folena. Discorrendo di Virgilio aggiunge Unc Dante Alighieri in quodam sue opere quod dicitur commedia ed infernalibus inter cetera multa tractat commendat protinus ut magister, commendat, scusate il refuso, commendat. E questo è il primo accenno alla circolazione dell'inferno. Possiamo solo dire che l'inferno si sarà divulgato prima dell'aprile 1314 e il purgatorio forse qualche tempo dopo. Più o meno si ragiona su questo. Ho costruito anche una tabella per far vedere come sono ballerini tutti questi nostri. Allora, ho cominciato dalla vita di Dante del Barbi, che è molto prestigioso come vediamo se così vedete di più, penso. Se chiudo questo forse si vede anche meglio. Allora inizio interruzione del convivio dei volgari. Per Barbi
1304 cominciati e finiti 1307. Inizio della commedia circa 1307, ci ho messo un punto di domanda perché rimane un po' sul vago, dice dopo che ha finito le altre cose. Fine dell'inferno e purgatorio, a breve distanza tra loro poco dopo la morte di Arrigo VII, cioè 24 agosto 1313. Quando si è dato a Ravenna non prova neanche a dirlo. C'è un saggio importante di Petrocchi sulla composizione dell'inferno, dice l'inferno ha cominciato nel 304 e il purgatorio nel 1308, però revisione dell'inferno seconda metà del 1314, revisione del purgatorio autunno 1315. E poi vedete Quaglio, Padoan, Mazzoni, qua ho fatto un pasticcio, chi sarà stato questo qua? Adesso lo dico subito. Scusate, subito dopo Mazzoni c'è la vita di Dante e Stefano, quindi qua c'è un bellissimo Petrolio. Insomma, torna molto spesso la data di Barbi. Nell'assenza più totale di fatti nuovi, la gente è stata dalla parte del formaggio, è stata tranquilla con l'autorità di Barbi che diceva. Ovviamente con oscillazioni abbastanza divertenti, guardate come muovono Ravenna verso il 18, tra il 18 e il 21, grazie Piffero, 1321 muore, 1314, 19 o 20, 1318, non si sa, 1318, 1318 e avanti 1320, 18, 19, 20, primavera 20, va bene, e tutto quanto si muove, ma tutto sommato in questo range che vi ho accennato. Dicevo prima che a volte gli studi fanno dei progressi che sono di pochi metri, di mezzi metri. Negli studi danteschi, secondo me, un bel progresso lo abbiamo avuto con i lavori di Mirko Tavoni su De Vulgare Eloquenzia. Mirko Tavoni, al di là dei lavori nessuno di noi ha mai l'ultima parola e ci sono sempre cose da correggere, cose da dir meglio, cose che finalmente quando uno ha finito il suo lavoro ne arriva un altro che dice ah beh adesso ho capito e fa i famosi 2 metri in avanti e va a fare la meta. Bene, cosa ha fatto Mirko Tavoni di buono a De Vulgare Eloquenzia? Ci ha spiegato con grande convinzione, mettendo in serie, facendo sistema di tutti gli argomenti che esistevano prima, che il De Vulgare Eloquenzia è stato scritto sicuramente a Bologna nel 1305. Attenzione, ha tutto un procedimento indiziario, cioè non c'è un qualche cosa. Negli stessi Petrocchi, molto seguito, pone negli stessi anni Dante non a Bologna ma a Treviso. Ma certo che invece a favore di Bologna ci sono una quantità industriale di elementi a leggere De Vulgare Eloquenzia, politici, proprio di sintonia con la politica bolognese, di ordine perfino dialettologico. Dante ha l'orecchio così fine, e è una cosa che non si può improvvisare in 2 giorni, si può improvvisare dopo qualche mese, che distingue tra quelli che stanno in Strada Maggiore e quelli che stanno in Borgo San Felice, che uno dei 2 era più periferico rispetto all'altro. Conosce una marea di poetucoli bolognesi. È tutto giocato sull'amicizia con Cino da Pistoia, che lui conosceva già da prima dell'esilio, anche Cino è stato esiliato negli stessi anni, ma che era professore all'Università di Bologna. È scritto in latino, è un trattato
geniale che parla di poesia volgare scrivendolo in latino. E dov'è che trovi tutta questa gente che sa il latino e che si può compiacere di argomentazioni di tipo filosofico, poi ci sono sillogismi, c'è tutta l'argomentazione, diciamo, della scolastica? Dov'è che lo vai a dire in una qualche corte di aristocratici che il latino non lo sanno neanche per sbaglio e gli devi organizzare tutto? Bologna funziona benissimo, più grosso centro universitario dell'epoca, dove c'è stata una paleografa di cui non mi ricordo il nome che ha fatto una ricerca su quanti erano i coppisti a Bologna alla fine del 200. Non vorrei spararla, ma mi pare che avesse tirato fuori tipo 250 nomi. È una cifra spaventosa, insomma. D'altra parte c'erano montagne di studenti universitari, gli studenti universitari avevano bisogno dei libri, quindi i libri si facevano a mano. Quindi naturalmente ci sono moltissimi gli argomenti di Tavoni. Devo dire che una volta che Tavoni sistema De Vulgari e spiega il De Vulgari è scritto per forza a Bologna, poi a un certo punto c'è un fatto, a Bologna da una certa data cambia regime politico e mentre prima erano ricettivi di tutti gli esuli bianchi di Firenze, fanno una legge ad conculcationem blancorum et ghibellinorum, cioè per sterminare i bianchi. Quindi se la gente non si butta fuori in fretta, gli fanno l'appello. Quindi c'è da pensare in sostanza che De Vulgari Eloquentia servisse a Dante come una specie di progetto di vita. Qui siamo in un posto di gente colta e magari io trovo un posticino all'università, gli faccio vedere che oltre ad essere un bravo poeta sono anche uno che sa scrivere in latino, che sa argomentare scolasticamente, ma se Dante ci aveva fatto un progettino di vita, a un certo punto deve tagliare la corda proprio di gran carriera. E devo dire che questa lettura di Eloquentia è molto convincente secondo me, quindi in questo puzzle pazzesco in cui non c'è nemmeno un pezzo che sta fermo, Bologna 1305, ripeto, a giudizio mio, funziona perfettamente. Tavoni, che si è seccato perché l'ha cercato di spiegare in tante salse, in vari interventi, adesso ha scritto un'articolessa gigantesca che sta pubblicando nella rivista degli italianisti pisani, la nuova rivista di letteratura italiana, che presumo uscirà fra qualche mese e che mi aveva fatto leggere, così come si fa tra persone che si conoscono da tanto tempo, mi ha fatto leggere il latino scritto. E quindi se a me sono venute certe idee è anche per merito di questo saggio di Tavoni, sono il famoso discorso di metri in avanti, perché se uno ti porta avanti la palla di tanti metri, a quel punto c'è caso che tu guardandoti attorno dica, beh però a questo punto quindi su questo si innesta per esempio il fatto del convivio. Qua io ho paura a parlare con specialisti che mi bastoneranno, mi daranno delle bastonate sulle dita, ma confesso che mi convince molto l'idea che il convivio sia stato scritto in due tempi. Il convivio è stato scritto in due tempi, lo diceva Maria Corti, argomentando con un mucchio di cose, quindi voi sapete che il convivio è incompleto e il quarto trattato è tutta un'altra musica. Sembra paradossalmente scritto da un Dante più disinvolto, un Dante che ha già scritto De Vulgari Eloquentia e un Dante che comincia a pensare tutt'altro, è proprio stilisticamente diverso, è una questione il quarto trattato. Attenzione, il quarto trattato è una questione di nobilità, cioè una questione importante, e non è una questione simpatica se tu sei in un ambiente aristocratico come poteva essere Verona. Stare a dire che in fondo la nobiltà o ce l'hai dentro oppure che tu sia di una famigliona antica, potente, eccetera, non vuol dire niente, perché quella non è la nobiltà. Sto banalizzando un pochino ma non troppo. Bene, arrivati a questo punto, cioè che
Quindi Dante scrive i primi 3 libri del Convivio. Attenzione, il Convivio doveva arrivare a essere a 14 libri. Dante ne scrive solo 4, però non lo lascia in tronco come De Vulgari, dà una fine ben precisa al 4° trattato. E questo 4° trattato potrebbe averlo scritto a Bologna, direi di no, per un motivo molto semplice, che c'è un riferimento a un morto che non mi ricordo chi sia, che ci permette, è il famoso terminus postquem, perché cita quel tizio come morto ed è morto a metà 1306. Allora in teoria avrebbe potuto farcela ancora a scriverlo a Bologna se fosse finito là, ma va avanti per altre 50 pagine, quindi non è pensabile che Dante si fermi a Bologna tranquillo a scrivere le altre 50 pagine quando dopo 3 giorni doveva smobilitare perché gli faceva la pelle. Quindi vuol dire che sto Convivio l'ha fatto, secondo me, dopo che ha già lasciato Bologna, perché, ripeto, il ragionamento è un po' contorto. Se il riferimento a questo tizio, a questo aristocratico morto, mi pare da Camino, fosse stato fatto alla fine del 4° trattato, aveva tutto il tempo di farlo, ma casca a metà del 4° trattato e poi devo scriverne un'altra metà, devo scrivere 40 pagine fitte. 40 pagine non puoi scrivere in 2 giorni, 3 giorni, doveva averci messo quel che ci ha messo. Quindi De Vulgari 1305, ripresa del Convivio sicuramente un po' di mesi dopo che questo tizio è morto, quindi si arriva come minimo alla fine del 1306. A questo punto uno si chiede, e la commedia? E vediamo che cosa abbiamo messo in questo pacco dono. Ecco, è morto Gherardo da Camino nel marzo del 1306. Il commento del 4° libro si sviluppa per altri 16 capitoli. Dunque, certamente, dopo il patto dei Bolognesi con i Guelfi Neri, cioè con gli avversari di Dante, che è del 5 aprile, perché è chiaro che se questo muore in marzo e nel 5 aprile Bologna è irrespirabile, bisogna immaginare un po' di tempo. Bene, allora, quindi Tavoni la lettura di Tavoni mi ha fatto pensare che ci voleva spazio, perché se lui il Convivio è una perla che è grande quasi come la commedia, cioè non è un trastullo, cioè è impossibile che Dante avesse una partita doppia in cui scrive un trattato smisurato e scrive anche la commedia, anche perché la commedia è una Ferrari, il Convivio è un trattore geniale, cioè se a me mi regala la Ferrari penso che il trattore lo lascio perdere, è un po' banale, ma la cosa si potrebbe argomentare forse in modo più serio. Oltre a Tavoni ho avuto la fortuna di leggere, anche questo prima della pubblicazione, quasi compagno di studio un po' più giovane di me, un bel libro di Pier Mario Vescovo sul tempo della commedia. Pier Mario Vescovo è un personaggio molto strambo, scrive in maniera difficilissima, ma è molto intelligente. Ha studiato sia con Padoan, che era un professore più o meno noioso come me, cioè di quelli che fanno le cosine, i punti, le virgole, che con Francesco Orlando. Qualcuno di voi ha sentito nominare Francesco Orlando? No. Francesco Orlando era un francesista, ma era un grande teorico della letteratura a livello europeo, ha scritto dei libri geniali sugli oggetti desueti nella letteratura, lettura freudiana della Phèdre, ed era uno che quando noi eravamo ragazzini a Venezia faceva dei seminari e in cui ci faceva scoppiare la testa appunto parlandoci di queste cose, di Genet che però era stata scritta il giorno prima, quindi era aggiornatissimo. Quindi questo libro di Pier Mario Vescovo sul tema della commedia ragiona sulla commedia come se fosse un romanzo contemporaneo, come se fosse la Recherche di Proust, quindi applicando le categorie della narratologia. Io sono molto
tradizionalista nelle mie cosine, ma se una cosa è intelligente, è intelligente, e secondo me ci sono delle ipotesi di Pier Mario che sono estremamente interessanti. Quindi ultima cosa, ultima lettura importante, Pasquini, professore bolognese che ha studiato Dante per tutta la vita e che aveva un'idea carina, gli umbriferi prefazi, che è un pezzo di Dante, cioè che Dante prima scriveva delle cose e poi con una specie di messa a fuoco successiva le spiegava man mano che la commedia andava avanti. E questa cosa Pasquini ce la racconta, ce la fa un po' vedere. Arrivo, Dunque, Pasquini parla di una specie di, come si può dire, costante della scrittura dantesca, che lui chiama la gradualità della visione o della scrittura, o anche il graduale compimento di premesse o approssimazioni avanzate in precedenza. Un esempio, il mostro Gerione. Allora, prima si parla di Gerione come di un palombaro che sta nuotando all'insù e che dopo essere sceso per staccare un'ancora, qualche esperienza che Dante avrà fatto con tutti i viaggi che ha fatto in esilio, avrà visto anche questo. E però poi la descrizione di Gerione viene ripresa da capo, dice sempre Pasquini, con uno sguardo che trascorre minuziosamente dall'inizio alla fine, raffigurare una descrizione proprio articolatissima. Quindi volto d'uomo, fusto di serpente, branchie di leone, coda di scorpione. Ma attenzione, questo non sono io che lo scrivo, non si pensi che il procedimento riguardi solo le descrizioni, si tratta di un principio costruttivo che investe con caratteristiche sostanzialmente identiche più o meno tutti i punti che a lungo sono stati rubricati come palinodie dantesche, perché tanti studiosi si sono accorti che Dante fa le palinodie, cioè prima ha detto una cosa, poi ne dice un'altra completamente diversa, ma leggendo Pasquini, leggendo Vescovo, leggendo questa cosa, mi è sembrato di poter dire che le palinodie non sono casuali, cioè sono progettate, e l'idea è semplicissima, un'idea quasi agostiniana, vuole fare difficile, cioè che la rivelazione arriva in fondo, cioè all'infondo, quando Dante è nell'Empireo, quando Dante può contemplare e quindi magari senza ricordarsi niente Dio, a quel punto si chiarisce tutto. Per esempio nell'Empireo c'è una profezia in chiaro, in cui c'è l'unica vera profezia in chiaro con nomi e cognomi, mentre tutte le profezie precedenti, tranne forse un pochino quella di Cacciaguida, ma non a caso, anche con Cacciaguida siamo a metà paradiso e anche lì parla abbastanza chiaro, tutte le profezie precedenti sono scritte in linguaggio oscuro, profetico, indovina la Grillo, ma avrà detto proprio questo, ma cosa voleva dire, e il dentro, e di su, e di giù, e quando la parte selvaggia caccerà l'altra, mentre qua ci sono praticamente i nomi e i cognomi. Allora, richiesta di Dante, ma io per chi venirvi o chi il concede, io non Enea, io non Paolo sono. Questa domanda di Dante in fondo trova risposta piena solo nell'incontro con Cacciaguida a Paradiso 15, dove ciò che in inferno era già evidente ma sottinteso, cioè anche Dante è una specie di inviato speciale voluto da Dio, il suo viaggio voluto da Dio, viene enunciato a tutta voce nel modo più solenne dal famoso antenato crociato. Un'altra domanda che sembra apparentemente svagata di Dante turista: maestro, dice Dante nel 14°, ove si trova Flegetonta e le te, che dell'un taci, e l'altro di che si fa desta piova. Bene, e questa cosa rimane senza risposta, soltanto che quando Dante incontra Matilda,
prima di finire il paradiso terrestre, quindi siamo in alto alla montagna del Purgatorio, e Matella gli spiega tutto quanto. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra quindi uno è, ed ogni ben fatto lo rende, quindi ti toglie la memoria dei peccati, ma ti rende la memoria di tutte le cose buone che hai fatto, la memoria delle cose positive. Anche in questo caso, come osserva Weinrich, che ha scritto un librino sulla memoria di Dante, si tratta di una scelta cruciale per la costruzione del percorso. Anche perché se Dante avesse messo l'Etè alla greca, cioè il fiume dell'oblio all'inizio, sarebbe stato un disastro. Non avrebbe potuto raccontare niente, perché nessun peccatore si sarebbe raccontato di un fico di niente, mentre si ricordano tutti benissimo. È quando devi andare in paradiso, cioè passando per il purgatorio, che devi perdere la memoria dei peccati. Quindi rispetto al mondo classico, Dante ha spostato il Letè non per uno sfizio, ma per un principio costruttivo, perché sennò non poteva raccontare quello che voleva raccontare. Ancora, il pagano Ulisse dice di aver visto una montagna bruna per la distanza e non la riconosce come la montagna del Purgatorio, per forza, perché non è pagano. Ci vogliono solo dei lettori cristiani per capire che la montagna del Purgatorio è la montagna del Purgatorio. Come dicono per esempio subito benvenuto da Imola Olandino, cioè commentatori importanti di Dante del 3 e del 400. Solo nel Purgatorio Virgilio sembra prendere coscienza del limite spirituale suo e degli altri poeti e saggi pagani. Cioè nel limbo sono tutti contenti, fanno Comarò, parlano di poesia, onorate l'altissimo poeta e si mettono a parlare di cose che il tacere è bello. Ma invece quando si arriva alla seconda del Purgatorio dice disiar vedeste senza frutto tai, che sarebbe cioè avere un desiderio, ma un desiderio vano, un desiderio inappagato, che sarebbe lor desio quietato, che eternamente dato lor per lutto. È più o meno un ridire le cose che aveva detto già nel Purgatorio, che aveva detto, scusate, già nel limbo, che senza speme vivemo in desio, ma è molto più precisa dal punto di vista di una prospettiva cristiana. Io dico da Aristotele, di Plato e di molti altri. Aristotele e Platone nello stesso ordine venivano citati nell'incontro nel limbo. Se ne potrebbero citare 10.000. Caronte, che ha la sua barcaccia con tutte le anime, gli dice, pensando che fosse un'anima purgante che aveva sbagliato strada, per altra via eccetera arriverai a piaggia, cioè è la barca che non va bene, perché la sua è una barca pesante, e noi troviamo che il vaselletto leggero, cioè il vascelletto, la barchina leggera, è quella che porta effettivamente le anime nel primo del Purgatorio. Cioè, che cosa voglio cercare di dirvi? Voglio dire che c'è una progettualità così precisa. Francesca dice Caina attende che a vita ti spense, ma la Caina la incontriamo soltanto alla fine dell'inferno. Cioè Dante non poteva aver scritto quel cavolo che ha scritto se non si era fatto un progetto, cioè doveva, per scrivere questo po' di intreccio che è elaboratissimo, doveva essersi segnato una fabula, e in questa fabula un aspetto deciso, adesso cerco di stringere e poi sto zitto e magari mi fate delle domande. In questa fabula un personaggio decisivo è Arrigo VII. Dante, dopo che ha preso delle bastonate, ha cercato di rientrare in esilio, di rientrare dall'esilio manum militari, però poi si separa dai suoi compagni di esilio e cerca di sfangarla per i fatti suoi, di fare il grande intellettuale alla corte di qualche signore, poi a Bologna, e poi di nuovo alla corte di qualche signore quando non può più stare a Bologna. Però c'è un episodio che lo riaccende politicamente. Se n'era andato per i cavoli suoi, a un certo punto si ha la notizia che muore Alberto Tedesco,
muore l'imperatore Alberto d'Asburgo e dopo un po' di tempo viene eletto di tutta un'altra stirpe, Enrico di Lussemburgo, viene eletto imperatore. E questo non si accontenta di essere eletto imperatore. Dopo Federico II c'erano stati in fila 3 imperatori tedeschi che se ne erano strasbattuti del fatto che un bravo imperatore va a farsi coronare dal Papa a Roma. Se ne erano rimasti in Germania a farsi gli affari loro. Questo qua, una delle prime cose che fa sapere che lui vuole farsi coronare a Roma. E Dante si gasa. Ma che Dante si gasi lo sappiamo dalle epistole. Una volta tanto troviamo delle epistole di Dante che hanno le date o che sono databili con certezza. Epistole agli altri italiani, c'è un'epistola anche all'imperatore Enrico, cioè a Firenze, Arrigo VII. Quindi secondo me il punto è semplicemente questo: Dante non poteva mettersi a scrivere questo po' di roba dove in pratica l'idea dell'impero, Dante su cosa pensasse l'impero lo sappiamo bene dalla Monarchia, che è un trattato latino dove in pratica si dice, io banalizzo perché non sono un grande studioso di filosofia, neanche un piccolo studioso di filosofia, che il mondo per stare bene ha bisogno che ci sia l'imperatore, perché se c'è l'imperatore che governa su tutti non possono più esserci litigi, quindi ci vuole l'imperatore, ci vuole il Papa. E se l'imperatore non si occupa anche della periferia ma se ne sta solo a farsi gli affari suoi, il mondo non funziona. Non si può arrivare al bene esse, allo star bene dei singoli, se non c'è una situazione politicamente salda e non conflittuale. E l'unica garanzia è l'impero universale che lavori di concerto col Papa. Queste cose le vediamo già abbastanza bene nel convivio, ma molto sviluppate. Poi nella monarchia esplodono, la monarchia c'è un argomentino filologico, cioè quasi tutti i manoscritti dicono nella monarchia sicut in paradiso comedie iam dixi, come ho già detto nel paradiso della mia commedia. Adesso, se i famosi metri in avanti che facciamo, sembra di aver capito che questa è un'interpolazione, che ci sono i manoscritti che questa boiata non ce l'hanno. Questa, dico boiata, ci obbligherebbe a adattare la monarchia dopo che ha cominciato a lavorare al paradiso, quindi a abbassarla al 16-17, qualcosa del genere, quando Arrigo VII era già morto, mentre ha molto senso che Dante cominci a scrivere la monarchia in qualche maniera per fiancheggiare Arrigo VII, l'aveva già fiancheggiato nelle sue epistole, quindi nel 13 in sostanza, un po' prima che lui muoia. Quindi vedete che ogni tanto si fa un passo avanti. Qui il passo avanti è stato filologico, si è trovato un paio di manoscritti che al posto di questa pseudo citazione al paradiso hanno degli sbrodolii di cose che non hanno senso, che si possono leggere malamente anche col paradiso, e quindi tutti gli altri sarebbero peggiori, sarebbero più bassi. Allora il punto in sostanza è questo: io credo che Dante non potesse avere in mente la commedia prima di aver saputo e di essersi gasato per questo, che questo imperatore nuovo voleva venire in Italia a farsi coronare, e finalmente viene in Italia, finalmente comincia la sua spedizione in Italia. A quel punto Dante deve essere partito, ed è partito. Dopodiché è vero che Arrigo VII muore, ma la favola è già a posto, cioè basta tenersi un po' sul vago, non dire che lui è morto, e rimane che ci sarà un imperatore che potrebbe essere anche un successore di Arrigo, ma funziona tutto. Quindi nella mia idea, che sto strizzando, Dante avrebbe cominciato non nel solito 1306-1307, perché aveva un po' di convivio da finire decorosamente, e aveva anche doveva avere una molla, doveva esserci cioè per mettersi in gioco in questa maniera. Dante si mette in gioco come profeta, si inventa che lui ha fatto un viaggio nell'altro mondo, ha fatto un viaggio nell'aldilà, e che ci sarà una specie di palingenesi, che l'umanità
grazie anche a quello che lui racconta, marcerà per la retta via e che ci sarà un nuovo imperatore e tutte queste cose. Agavio ha bisogno di un qualche cosa su cui costruire, ripeto, una favola e un intreccio. Dopodiché, se lui comincia a lavorare nel 10, a un certo punto alle 13 si accorge che muore, ma non si ferma, perché ormai il testo funziona. Almeno questa in estrema sintesi un po' brutale è la mia idea, che naturalmente per iscritto ho cercato di argomentare meglio. Io a questo punto mi fermerei. Se ci sono delle domande, delle questioni, naturalmente a scanso di delusioni vostre, ho studiato da parecchi anni Dante, ma dal punto di vista testuale, ma Dante è un continente, nel senso che bisognerebbe sapere storia medievale, filosofia medievale, letteratura medievale, quindi non pensate che io sia un jukebox che posso rispondere a qualsiasi vostra domanda su Dante, perché anche se da molti anni che ci lavoro sopra, il mio lavoro di solito è piuttosto tecnico. Questa idea un po' stramba che vi ho raccontato, mi sembrava giusto raccontarvela, perché è qualcosa di assolutamente senza precedenti, almeno per quanto mi riguarda, e non è il tipo di lavoro che faccio di solito. Grazie. Bene, grazie molto professore Trovato per questa bella presentazione molto interessante e arricchente, che effettivamente ci dà un punto di vista un po' diverso. Per esempio, una cosa che pensavo io anche in questa conclusione che lei ha fatto, diciamo, c'è questa linea politica quindi della commedia, del progetto della commedia, c'è però, e forse è stata tenuta più in conto anche la linea del cosiddetto, insomma, diciamo, del viaggio alla Beatrice, come lo chiama Singleton, cioè per esempio alla fine della Vita Nuova, quando Dante dice che parlerà più degnamente, no? Di Beatrice, questo più degnamente, che a parte che può essere un riferimento a un'ipotetica scrittura in latino della commedia, per un'altra questione forse ancora aperta. E poi, diciamo, ci sono anche ovviamente molte fonti esterne. Questa è un'altra cosa che mi viene da chiedere, diciamo, anche magari rispetto al lavoro che appunto lei e il suo gruppo ha fatto, sta facendo sulla commedia, cioè quanto vengono tenute in conto oggi quelle fonti esterne, non so, la lettera di Frate Libero, non si sa se è un falso oppure no, oppure certa corrispondenza di Giovanni del Virgilio, insomma, oppure tutte le ipotesi boccacciane nel trattatello, nell'esposizione, a cui Dante aveva cominciato prima dell'esilio, insomma, quindi prima del 1302. Cioè, queste fonti esterne quanto vengono tenute in considerazione, sono state screditate in parte? Benedetti Dio. Allora, adesso intanto ho capito cosa lei vuol dire con fonti esterne, e in sostanza vuol dire argomenti che potrebbero suggerire una datazione preside. Questo mi pare. Allora, i più grandicelli di voi sapranno certamente la storia di Frate Ilaro o Ilaro. Dante a un certo punto avrebbe fatto una girata, sembra per andare verso le parti oltramontane, che si possono intendere almeno in un paio di modi. Il più ovvio sarebbe andava verso la Francia, il meno ovvio ma non impossibile voleva passare gli Appennini per andare in pianura padana, e quindi passa per la Lucchesia, passa per la Lunigiana e va in questo convento. Personalmente mi sembra, io non sono a pelle, purtroppo bisogna andarci a pelle in queste cose, cioè non sono tanto convinto che sia autentica, e comunque se anche fosse autentica, una cosa è questo poema in latino che Dante dice che avrebbe scritto
paradisiaco, perché si parla chiaramente di paradiso. Secondo il compianto amico Bellomo è forte il sospetto di un collage di pezzi di Dante latino, perché è proprio pezzi di Dante legati alla corrispondenza con Giovanni de Virgilio, un intellettuale bolognese con cui Dante è in corrispondenza. Io cerco di essere sempre abbastanza, forse perché sono cresciuto in un paesone di campagna, anche se mio padre faceva l'agricoltore, faceva il medico, ma rimaneva un paesone di campagna, quindi si era portati a ragionare su cose concrete. Allora, secondo me, la commedia così come la leggiamo oggi non si può immaginare che sia stata scritta neanche per sbaglio prima dell'esilio. C'è l'ipotesi di Casadei. Allora, intanto c'è un argomento di Boccaccio che con molta cautela, siccome nell'ottavo canto della commedia si dice io dico seguitando che assai prima che noi fossimo al piede dell'alta torre, eccetera eccetera, c'è una specie di strana ripresa in cui fino alla fine del canto precedente dice noi arrivammo ai piedi dell'alta torre da Sesto, ai piedi di una torre da Sesto, alla fine arriviamo ai piedi di questa torre. Il canto successivo comincia in un modo un pochettino strano, con una specie di flashback. Io dico seguitando che assai prima che noi fossimo ai piedi dell'alta torre. Allora, Boccaccio, pur con cautela, senza spingerla, suggerisce che questo voglia dire una ripresa, che c'erano stati dei canti pre-esilio e dei canti dopo l'esilio, però lo stesso Boccaccio si risponde da solo, dice ma non è possibile che il sesto canto l'abbia scritto prima dell'esilio, perché nel sesto canto incontra Ciacco che gli fa la profezia dell'esilio, e quindi siccome evidentemente Boccaccio non era fesso al fatto che Dante fosse autenticamente profeta, Boccaccio non ci credeva, come nel mio piccolo ci credo nemmeno io, penso non ci creda nessuno che Dante fosse un profeta, però Dante si atteggia a profeta, quindi si mette in gioco molto pesantemente. Secondo me, ritorno al discorso, ci vuole una causa molto forte per me, o ha preso una bastonata in testa, ha perso il capo, come dicono a Firenze, oppure gli si è accesa una visione che forse il mondo va davvero in una direzione buona, e secondo me l'unica bella notizia che lui poteva aver avuto, ripeto, è la decisione dell'imperatore di andare in Italia. Ma cosa voglio dire? Io non credo, Casadei, che è uno stimato collega di Pisa, sta spingendo molto sull'idea che quello che racconta Boccaccio sia vero, ma che vada un po' cambiato. Cioè non è vero che sono i primi 7 canti quelli che sono stati scritti prima dell'esilio, ma i primi 4 sì, perché sono stilisticamente più acerbi. Io francamente a queste cose non ci credo per tanti motivi, ma ho anche promesso a Casadei una risposta particolare su questo argomento, ma adesso comunque quello che volevo dire è secondo me la commedia come noi la leggiamo non può essere scritta prima dell'esilio. Perché non può essere scritta prima dell'esilio? Perché per me come noi la leggiamo vuol dire, è una mia nota a piedi pagina, permettetemi di leggerla, vuol dire inizio della storia nel mezzo al cammino di nostra vita, cioè nel 1300, con profezia di un misterioso ventro che sarà salute dell'Italia, per cui lottarono gli eroi di Virgilio. Dante sembra che riscopra Virgilio in una maniera così spinta, verrebbe a dire nel quarto del convivio. Nel quarto convivio scopre Virgilio l'idea imperiale, la funzione imperiale di Roma e tutte queste cose, cioè si salda tutto. Quindi che ci sia, è piena di virgilianismi il primo blocco della commedia. Quindi l'idea che Dante nel 1300, senza andare in esilio, scrive questa roba, scopre la terzina,
la terzina, che è tutto un gioco, ovviamente Dante è fissato dal mistero trinitario e lo declina in 1000 salse nella commedia e declina in 1000 salse anche il suo contrario, Lucifero che ha tre facce, e anche altri mostri che hanno tre facce, quindi le tre fiere, quindi Trinità e antimodello della Trinità. Quindi la terzina, qualcosina, cioè è un qualcosa che Dante si inventa. A me l'idea che Dante si inventa la terzina, come dire la bomba atomica o la bomba termica, e poi la lascia a casa perché non gliene frega niente, si mette a scrivere in De Vulgari Eloquentia, mi sembra una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. Ma ripeto, cosa avrebbe dovuto già sapere Dante prima di andare in esilio? Avrebbe dovuto, ripeto, essere nel mezzo del cammino di nostra vita. No, perché se poi tu mi dici no, ma quello l'ha cambiato, quello l'ha corretto, allora tanto vale dire non l'ha scritta Allora, mezzo del cammino di nostra vita. Veltro, che c'è la salute dell'Italia, per cui lottarono gli eroi di Virgilio, e fa un elenco degli eroi di Virgilio. Piena consapevolezza da parte di Virgilio, perché Virgilio lo dice già nel primo all'inferno, lo dice, attenzione, io ti porterò a vedere quelli che nel fuoco sono contenti, cioè dove ti porto? Ti porto fin dai lussuriosi. Dopodiché arriva Beatrice, a donna che ti porterà più avanti. Quindi c'è già l'idea del purgatorio, c'è già l'idea di Beatrice, non è finita. Condanna di colui che fece per virtante il gran rifiuto, è nel terzo canto, colui che fece per virtante. Perché Dante prima dell'esilio doveva essere tanto incavolato con colui che fece per virtante il gran rifiuto, che tutti quanti dicevano già ai tempi di Dante che era Celestino V, quello che abdica, e con la sua rinuncia al papato favorisce l'elezione di Bonifacio VIII, che sarà quello che provocherà l'esilio di Dante, la rovina dei Guelfi Bianchi, le guerre e dal punto di vista di Dante una situazione deplorevole per la Chiesa. Quindi consapevolezza del Caronte e dell'autore che chi non sia dannato non deve salire sulla sua barca ma su quella più lieve, un vasello snelletto e leggero del celestiano chiaro del purgatorio. Anche questo lo troviamo nel terzo. Scelta di Dante di scrivere un poema cristiano superiore a quello di Omero della sua bella scuola, perché è evidente che Dante è ammirato da questi poeti dell'antichità, è contento che loro se lo prendano con loro, però c'è un piccolo però, che lui andrà in paradiso e loro restano nel limbo. Quindi Dante alla fine a questi qua gli fa il segno dell'ombrello. Quindi secondo me, se l'argomento è che queste cose le poteva scrivere nel 1300 e poi lasciarle ibernate e riesumarle, secondo me già questo non sta in piedi, grida vendetta. Dopodiché avrei anche gli argomenti stilistici, ma non comunque il succo è: non ero completamente ignorante di tutte queste cose che lei mi nominava, ma credo che non siano convincenti. Grazie. Ci sono delle domande dal pubblico? Intervengo anche per dare magari possibilità di ulteriore riflessione, anche se di materia ce n'è già moltissimo. Intanto grazie per questa diretta e anche coinvolgente, appassionato resoconto. Su Dante c'è sempre qualcosa da dire, c'è sempre qualcosa da scoprire. Mi colpisce particolarmente l'idea che tu, che da così tanto tempo e così intensamente ti occupi della commedia, tu dici modestamente da un punto di vista tecnico, ma ovviamente in maniera molto fondamentale dal punto di vista testuale, che è poi alla fine la cosa più importante. Mi colpisce che comunque hai sentito a un certo punto il bisogno anche tu di intervenire sulle questioni, diciamo così, storiche, se non vogliamo dire biografiche, cioè di che cosa è successo, di come è avvenuto e di come sono andate le cose sostanzialmente. Mi colpisce perché venendo
Personalmente, soprattutto dall'esperienza della monarchia, anche lì sostanzialmente per una situazione testuale un po' particolare che tu hai già ricordato, anche lì non si riesce in qualche modo a fare a meno di prendere posizione su come sono andate le cose. E questo, dire, per me è perfettamente legittimo, anzi per certi aspetti è anche doveroso, perché uno studioso è pur sempre qualcuno che si appassiona al proprio oggetto di studio e la conoscenza non può procedere fino in fondo se non è sorretta anche dalla passione. Quindi non sono, diciamo, tra i puristi che ritengono che uno non dovrebbe pronunciarci su quello di cui non è sicuro o provato al 100%. Però detto questo, quindi apprezzo e mi sembra molto interessante, e soprattutto la tua proposta mi sembra interessante perché fa riferimento, diciamo così, a un avvenimento soprattutto, che sarebbe il mutamento politico più importante durante l'esilio di Dante, cioè la discesa di Enrico VII, e anche su questo io mi trovo ovviamente molto in sintonia, perché ovviamente dal punto di vista del pensiero politico della monarchia quella è senz'altro Però su questo punto, che rimane ovviamente, come tu stesso hai riconosciuto, in ogni caso anche questa una ipotesi, certo. Però, ripeto, benvenute le ipotesi. Su questo punto forse l'aspetto che è più interessante, almeno cioè due cose vorrei chiedere in pratica. Da un lato un elemento, diciamo, letterario e dall'altro un elemento filologico. L'elemento filologico, su cui veramente penso di poter chiedere a uno dei migliori esperti in questo momento, è: ma dalla tradizione della commedia smisurata, e che forse solo tu conosci e pochi altri così a fondo, si possono trarre elementi anche soltanto, come dire, ipotetici e indiziari che possano fare pensare ad una composizione in fasi, cioè questa idea del ritocco che tu con le parole di indizio hai giustamente messo, perché se non c'è proprio nulla in questo senso, questo è già un elemento che forse va tenuto presente. Prima non c'è nulla. Ecco, allora diciamo, su questo credo potrebbe essere interessante anche riflettere ulteriormente. La seconda cosa invece, l'elemento letterario, è, quindi questo forse è anche una motivazione che ti ha spinto, voglio dire, a ipotizzare o farti un'idea di Dante che concepisce in maniera, diciamo, globale la sua opera. La seconda cosa invece di tipo letterario, cioè l'elemento della profezia, che naturalmente è stato da tanto tempo e in maniera così significativa messo in rilievo. Ecco, io lì non ricordo bene e non ho nemmeno le competenze precise, però se da un lato nelle lettere politiche, quindi nel momento della discesa di Enrico VII, Dante è già un Dante profeta, ed è profeta proprio rispetto all'imperatore, ancora prima che rispetto, diciamo così, all'intera umanità, e questo si vede anche nella commedia. Ecco, allora ti chiedo se questo è una prima volta o se già elementi di questo tipo emergono anche prima, o nelle vulgari, o nel convivio, o in lettere precedenti, o nella lirica, perché ovviamente la loro assenza in una fase precedente porterebbe ulteriore forza alla tua ricostruzione. Ecco. Queste due cose. Ma grazie. Allora, per il primo punto, sì, confermo, ahimè, con un gruppettino minuscolo di collaboratori ci siamo passati 580 manoscritti, che sono i 580 manoscritti che contengono blocchi significativi di commedia, spesso sono assolutamente integrali, cioè tutti i 14.233 versi. Non abbiamo preso in considerazione
i frammenti che sono infiniti, ma che sono come le palline dell'albero di Natale, non si sa dove appenderli, perché per riuscire a classificare, per riuscire a fare un albero genealogico e capire quindi quali sono i manoscritti più antichi e quindi meno lontani dall'originale perduto, bisogna avere a disposizione testi abbastanza lunghi. Se io ho due pagine, in due pagine non riesco a capire questa pallina dell'albero di Natale dove va appesa. Comunque i frammenti sono 200. I manoscritti che contengono almeno 30 canti sono 580 e per lo più li contengono tutte e tre le cantiche. Non c'è niente che faccia pensare a una circolazione a blocchi, non c'è assolutamente niente. Anche i manoscritti che contengono soltanto l'inferno sono manoscritti che hanno una versione dell'inferno che collima perfettamente con gli inferni di coppie organiche, inferno, purgatorio e paradiso. E questa è una. Per quanto riguarda le profezie, si ha l'impressione appunto che questa specie di modo di porsi messianico eccetera esploda proprio anche con le epistole, con l'epistola 5, proprio quando sale l'imperatore, e con le successive. Su queste cose ne sai sicuramente tante più tu di me, ma anche a leggerla così da una specie di dilettante, tutte queste metafore bibliche, tutta questa specie sembrava uno che proprio, passatemi il volgarismo, che godesse di quello che stava succedendo, proprio uno che aveva avuto una botta di ormoni, ma era contento con la Pasqua di queste cose che stavano succedendo, e proprio si esaltava, si gasava, diceva finalmente cambieranno le cose. Io penso che anche la canzone del convivio del quarto trattato l'abbia scritta tardi, e mi sembra stilisticamente abbastanza vicina delle parti dottrinali della commedia, relativamente vicina. Prima mi pare che di cose con questo taglio profetico non me ne vengono in mente, mi sembra qualcosa che... E devo dire che ho fatto un po' di... ovviamente non si può parlare di un argomento come questo senza tenere in conto tutta la contabilità che i dantisti dell'Ottocento e del primo Novecento hanno fatto, cioè questi qua procedevano pensando che si potesse datare la commedia come se fosse una cronicaccia, sapete le cronache medievali che dicono oggi 23 settembre 1321 è successo che il signore è caduto a cavallo, si è spaccato una gamba, e poi non scrivono niente per 4 giorni, il signore sta bene e ha ripreso a amministrare la giustizia in pergolo, cose di questo genere. Poi dopo 4 giorni c'è giunta notizia che arriverà l'imperatore e quindi si staranno preparando i preparativi per fargli festa. Quindi l'idea in sostanza è che la commedia si doveva datare come una specie di libro in cui questo disgraziato di volta in volta scriveva sto capolavoro raccontando il pezzullo che era successo il giorno prima, insomma, che è una cosa che secondo me grida vendetta una volta che tu hai sbattuto il naso per anni su questi reticoli di rimandi interni così sottili, così cogenti, su questo fatto di dire le cose un po' alla volta e obbligare il lettore a una tensione, cioè esagero un pochino, ma c'è l'impressione che niente sia scritto a caso. Cioè quando davamo alle medie ci sono accordi che tutte e tre le cantiche finivano con stelle. Questa è la più fessa, ma c'è un giochino, per esempio nel primo canto dell'inferno c'è l'invocazione, no scusate, nel secondo c'è l'invocazione, no, un muso alto ingegno maitate nel primo, ecco, e c'è l'invocazione a una musa sola,
perché nell'edizione critica i manoscritti che per noi sono più in alto hanno Musa. D'altra parte Musa ce l'aveva anche Omero, Musa anche nella traduzione di Orazio, Dante non sapeva il greco ma leggeva Omero come aveva tradotto Orazio, un paio di versi nell'Ars Poetica. Quindi c'è l'invocazione alla Musa, singolare, nel Purgatorio c'è l'invocazione alle Muse, nel Paradiso c'è l'invocazione a Apollo, a tutte le Muse, perché la materia progredisce, bisogna rincalzarla stilisticamente, e queste riprese a distanza, queste, come si potrebbe dire, è come un ponte enorme pieno di tiranti che vanno in tutte le direzioni e che mettono in contatto tutto quanto. Io non riesco a concepire l'idea che lui potesse partire senza sapere dove doveva andare in un'opera così coesa. È un po' tutto qua e non ho risposto bene alla tua domanda e devo dire che anch'io mi sono sorpreso però mi è venuto insomma di provare a scrivere sta roba e così. In realtà hai risposto proprio mettendo assieme con l'altro pezzo, cioè posto che non ci sono segni di ritorno sul testo, rimane da spiegare in maniera eclatante questa coesione spaventosa. Sì, intendiamoci, avrebbe potuto succedere anche se ci fossero stati ritocchi, perché quando tu hai una tradizione monolitica può essere successo su qualsiasi cosa, però c'è un altro argomento che ho lasciato perdere. Mentre se tu scrivi un poema in ottave è abbastanza facile aggiungere 47 ottave, tu le infili. La terza rima dantesca è un meccanismo antifalsario. Io l'ho letto da qualcuno, non riesco a trovarlo, mi verrebbe a pensare Contini, Fubini, qualcuno, ma non lo riesco più a trovare. Se qualcuno per caso si accorgerà di un grande studioso degli anni 60, 70, 80 che faceva notare che il meccanismo della terza rima rende, non dico impossibili, ma estremamente difficili le interpolazioni, perché c'è questo gioco delle rime. Quindi tu, se vuoi riscrivere un canto, ma devi buttare via 3/4. A quel punto, anche ammesso che esistesse un canto pre-esilio, la risultante è completamente diversa, quindi non cambia. Cioè tu mi dici sì, lui aveva pensato, non ci credo lo stesso, perché inventare una forma metrica che è così pregnante di significato per uno che ha la fissa della Trinità e che al tempo stesso è sigillata, cioè avete presente cosa voglio dire? A, B, C, D, cioè tu non puoi aggiungere un pezzo, mentre in una canzone di Petrarca, in teoria, con un po' di fatica, uno ci può infilare una stanza tra la stanza 4 e la stanza, sono tutte rime diverse, riprendi con un altro giro di rime e ci infili quel che vuoi, ne infili 1, 2, 3. Dante ha delle canzoni in cui c'è, pare, un finale posticcio, 3 donne intorno al corpo sono venute, c'è un congedo tradizionale e poi c'è una specie di secondo congedo, ma la terza rima non dico che sia impossibile, ma anche Petrarca, che era incontentabile, se uno va a guardare e noi abbiamo gli autografi e le correzioni di Petrarca a qualche trionfo, non di tutti ma di qualcuno ce l'abbiamo, corregge pochissimo e non tocca mai le rime, non tocca mai le rime, sto esagerando un pochino, ma se noi guardiamo la correzione media di Petrarca ai sonetti, li straccia dall'inizio alla fine. Se guardiamo le correzioni di Petrarca alle sue terze rime, e ci va molto piano anche lui, che era incontentabile, perché secondo me perché è molto difficile proprio tecnicamente tornare sul già scritto incastrandolo su questa successione rigorosissima in cui tu sei sempre proiettato da una rima alla rima successiva e non puoi andare dove ti pare.
però è un'ipotesi. Sì, però è meglio che anche tu venga gentilmente qui, perché sennò non ti sentono. È una domanda molto pratica. Al di là di quando abbia cominciato a scrivere la commedia, ma tu hai una tua idea su quanto tempo ci abbia messo? Cioè, Dante, secondo te, ma guarda che mi chiedo, quanto poteva metterci a scrivere un canto? Un giorno, 2 giorni? Dunque, cioè, non so se hai fatto questa allora, ipotesi. una delle interessante, no? Io penso che Dante avesse una capacità spaventosa di versificare, anche la carta del formaggio ha questa capacità di versificare, per esempio, testi latini. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobile patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Tutti sapete che è il discorso della, com'era, la samaritana, era una samaritana che quella che dice a Pietro che sta cercando di negare Cristo, si fa piccolo piccolo perché ha paura che arrestino anche lui, e lei dice ma non eri anche tu con quello là di Nazareth? E lui dice no, io non c'entro. E lei gli dice loquela tua manifestum te facit, la tua loquela ti fa manifesto. Didone che dice Enea, lei raccontami un po' delle vostre sfighe, e lui dice infandum regina iubes renovare dolore. E il Conte Volino dice più o meno la stessa roba adesso. Com'è che la dice? Ma siamo, cioè ha questa, oppure Orosio, che libito felicito in sua legge. È Orosio calcato parola per parola, naturalmente i manoscritti tardi, perché nei manoscritti più antichi di Orosio c'è scritto liberum e non licitum, ma nei manoscritti dell'età di Dante si trovano parecchi manoscritti che hanno licitum. Cioè è uno che sente una cosa e riesce a buttartela, anche un discorso di filosofia, e riesce a buttartelo. Un'altra cosa che ho scritto in questo saggio, che qua non vi ho detto, è che sono abbastanza affascinato dall'idea di Pasquini e dall'idea indipendente del caro amico Bartoli Langeli, grande paleografo che adesso è giustamente in pensione, che Dante potesse dettare, che Dante appartenesse ancora all'età di persone che quando devo scrivere un testo lungo lui pensa e c'è il figlio, perché questi 2 fessacchioni di figli, Dante non era ricco da potersi permettere un segretario come Petrarca che poteva permettersi tutti i segretari che voleva, quindi la mia impressione è che lui fosse piuttosto rapido a scrivere un canto, che una volta che aveva deciso dove voleva andare, e quindi secondo me dobbiamo stare nei tempi barberiniani, quindi 1310-1314 si è finito l'inferno, però secondo me ha lavorato anche un po' in partita doppia col Purgatorio. Ma io penso che dopo aver cominciato i primi 15 canti dell'inferno, naturalmente questo lo dico a pelle e non lo posso provare, non mi interessa neanche provarlo. Quello che è sicuro è che nemmeno 1 anno e mezzo dopo che sappiamo che circolava l'inferno, sappiamo che circolerà anche il Purgatorio. Non è possibile che il Purgatorio se lo sia asciugato in 1 anno e mezzo. Preferisco pensare che lavorasse per cartoni grossi, quindi scrivo 15 canti dell'inferno, ne scrivo 15 del Purgatorio. Questo spiega anche meglio, secondo me, perché ci sono queste corrispondenze tra i canti con lo stesso numero, i sesti canti, i 15esimi canti, che ci sono dei giochi particolarmente. Però, quindi la mia idea è che forse, a differenza di Petrarca, che fosse uno che la sbatteva là e non si correggeva quasi per niente, e non ci tornava più su. Però, ripeto, queste cose. E d'altra parte è vero che quando si lavora su cose estremamente complesse, dove i dati certi sono pochi, uno a un certo punto ci deve mettere, deve arrischiare
cos'è la sua esperienza, la sua sensibilità. Qualche volta io mi domando cosa avrei fatto io al suo posto, ovviamente si parla lì e questo qualche volta, ma spesso mi capita di pensare, ma quando di fronte a delle ipotesi, ma se io mi trovassi in quella situazione che picchio avrei fatto? E quindi non ti so rispondere, ma qualcosa ho detto. Insomma, ringrazio davvero tanto il professore trovato, Possiamo però chiedere alla sì. sui tempi dell'attesa dell'edizione. L'edizione è felicemente in Bosse, cioè attenzione, è felicemente in Bosse l'Inferno, testo e commento, cioè voi sapete il testo è fatto da una piccola equipe e invece il commento al nostro testo lo ha fatto Luisa Ferretti Cuomo dell'Università Ebraica di Gerusalemme, ce l'ho in Bosse, ce l'ho qua, ma insomma se volete sfogliarne una pagina, ma ho l'impressione però che siate disperatamente stanchi perché quindi comunque credetemi, nella pancia del mio computer ci sono le bozze sia dell'Inferno che del commento, stiamo lavorando piuttosto duramente. Io spero che per fine aprile l'Inferno sia fuori e che per fine giugno-luglio sia fuori anche l'introduzione a tutte le tre cantiche, cioè l'introduzione che è una lunghissima nota filologica, sono 600 pagine, però l'altra parte 580 manoscritti, in fondo ce la siamo sciugata abbastanza rapidamente. Sì. E invece il Purgatorio e il Paradiso aspetteranno un pochino, ma ormai però abbiamo già deciso parecchie cose, per cui mi immagino che nel 24 sicuramente butteremo fuori almeno il Purgatorio, non voglio dire anche il Paradiso, ma per ora non abbiamo niente, abbiamo solo c'è la barzelletta un po' sporca del glottologo tedesco che diceva tutto qua. Sapete la barzelletta del glottologo tedesco? E allora è fondamentale. Ve la racconto e poi andate a casa perché sarete stanchi. Allora, il glottologo tedesco era famoso perché sapeva 577 lingue, ma anche quelle lingue di popolazioni disperse, di piccole comunità del Mato Grosso, dell'Amazzonia, oppure c'erano 5 indigeni di una qualche etnia stramba in un atollo e quando gli fanno un'intervista e lui gli chiedono come fa e lui dice ma è semplice, la statistica linguistica insegna che con le prime 50 parole della lingua si possono esprimere il 70% dei pensieri in quella lingua, con le prime 200 parole della lingua la statistica linguistica insegna che si può esprimere il 90% dei concetti in una lingua e quindi io secondo la statistica linguistica imparo nella prima settimana le prime 50 parole, nella seconda settimana le seconde 50 e quindi in 4 mesi, in 4 settimane io ho perfettamente assimilato questa lingua perché è tutto qui nel mio culo. Fine. Grazie ancora davvero al professore per la bellissima lezione, davvero molto affascinante. Facciamo un altro applauso.